Ok, allora come vedete adesso Michaela non si è tolta le scarpe, mannaggia. Michaela sul lettino, dai, non importa se hai idee. Allora, molto bene. Vedete che la persona allora respirare o solo col naso o solo con la bocca. Io preferisco sempre il consiglio con la bocca, perché così si ha la sensazione di succhiare come da una cannuccia proprio il respiro, il nutrimento, e si ha la sensazione. Buonasera a tutti, siamo qui all'Angel Drinks di San Pietro di Legnago. Sono qui in compagnia con la titolare Michela del bar e con Emanuele. Questa sera qui ci sarà una conferenza che si parlerà del respiro. E cosa ci puoi dire, Emanuele? Questa tecnica appunto si chiama rebirthing, che significa rinascita attraverso la potenza del respiro, ed è stata portata nel mondo occidentale da un terapeuta di nome Leonard Ho. Come nasce? Nasce nella remota India e ha più di 10.000 anni di storia. Alle persone che questa sera assisteranno a questo evento, cosa gli rimane? Beh, mi auguro che gli rimanga qualcosa sicuramente di positivo, un piccolo germoglio che possa crescere col tempo in una grande pianta vitale. La signora Michela pensa di ospitare ancora questo evento nel suo locale? Assolutamente sì, anche perché ritengo che comunque per le persone sia molto importante poter imparare come fare il respiro e saper eseguire delle tecniche di rilassamento. Bene, che dire? Buon ascolto a tutti, alla prossima. Allora, molto bene. Vedete che la persona allora respirare o solo col naso o solo con la bocca. Io preferisco sempre il consiglio con la bocca, perché così si ha la sensazione di succhiare come da una cannuccia proprio il respiro, il nutrimento, e si ha la sensazione di sentirlo proprio nella gola, nei polmoni, e poi piano piano in tutto il resto del corpo a lungo andare. La seduta dura 2 ore e non è che faccio respirare così 2 ore una persona, però poi vi spiego. Vedete che il respiro di Michaela è già cambiato, perché noi a livello quotidiano, nella nostra vita quotidiana, respiriamo tanto così, proprio pochissimo, quanto basta per parlare, mangiare, dormire e fare tutte le attività quotidiane. In realtà in questo respiro a lungo andare, senza che io abbia detto nulla prima, Michaela sta già portando il respiro nella parte alta dei polmoni, dove di solito quella parte non viene mai usata e quindi col tempo si atrofizza. Atrofizzando una parte dei polmoni si ha una capacità respiratoria ridotta, come si dice? Un innalzamento dei battiti cardiaci, scusate ma sono anche emozionato, nonostante sia un po' abituato, però non ci sento mai queste cose. C'è un innalzamento dei battiti cardiaci.